Allora, il re acclama d'ogni di sé, tutti anziani di Giude e di Gerusalemme. E il re all'essuto al templi dal Signor, con tutti gli uomini di Giude e tutte le in di Gerusalemme, i predis, i profetis e tutte le in, dal più piccolo al più grande. Alle jedenan di loro, duce che l'era scritta al libri dal pat, chiatat al templi dal Signor. Il re agli era in pi sul palco e al conclude denando al Signor il pat che lo obleave all'ai da ura al Signor e a rispiettare i suoi comandi, i suoi insegnamenti e le sue leggi, con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima, per rispettare le clausole dal pat scritti in questi libri. Tutto il popolo accetta il pat. Il re ordinò a Chelchie, al predi in seconde, ai guardiani de porte di tirar via dal santuario dal Signor, tutte le robe che avevi fatte per onorare Baal, per Asere e per tutte le schirie dal Cil. Gli brusò fur di Gerusalemme, dai chiams dal Cedron, e al portare la cinese a Betel. Al fase sparì i falsi predis, che i res di Giude avevano tirato d'oglie, e che facevano sacrifici sui ciucs, te città di Giude e te sborgadi di Gerusalemme, e che adoravano Baal, il sorelli, la lune, le costellazioni e tutte le schirie dal Cil. Dal tempio del Signore al portafur di Gerusalemme, te valade dal Cedron, il pal sacral e l'ubrusà, te valade dal Cedron. Lo ridusse in cinese e al buttare la cinese te buse dai fis dal popolo. Al sdrumà la chiesa di che si prostituivi in Paldiu, che ieri tal templi dal Signor, e là che lis feminis attiesevi in vei parasere. Al fasevi gni de città di Giude, tutti i predis e al profanai ciux, là che predis avevin uffrit sacrificis, taccan di Gebe finta Bersabee. Al buttaiu anche il ciuc dei satirs, caliere sulla parte di Giosuè, governador de citat, a ciampe di quel calrive sulla parte de citat. Con tutto che però, i predis dei ciucs non podevin lassù sull'altar dal Signore a Gerusalemme, ma mangiavin pan senza levan, fra mieci dai loro fradis. Al profanà il toffet de valade di ben inom, perché nessuno il fases più passà Sofia o Sofie, gli enfri dal fuc in onor di Moloch. Al fases sparì chiavai, che i res di Giude i vevin uffrito al sorelli, te entrade dal templi dal Signor, d'ogni de sale dal chiastrat, nettan melec, tai curtidul intor, e i de fuc al chiar dal sorelli. Gli altars che ierin sulla terrace, che gli vevin fassi res di Giude, e che aveva fatto su Manasse, tai due curtii dal templi dal Signor, il re ius drumà, iu parà a tox, e al buttai lor pulvinte valade dal Cedron. I ciucs che ieri in ripet di Gerusalemme, di sot de monda e ulivars, e che Salomon, re di Israele, gli aveva fatto per Astarte, la vergogna dei Sidoneis, per Camos, la vergogna dei Moabis, e per Milcom, la vergogna degli Ammonis, il re iu profanà. Al parà in fruccions anche i colonnei, al tagliai i pai sacrai, e all'emplai lor puest con vues di om. Compagn per l'altar caliere a Betel, l'altar sul ciuc fazzu di Jeroboam, fi di Nebat, che aveva strisinato Israele tal pecchiat. Al buttaiu anche quest'altar e quest ciuc, al parà toxi clas, e i riduse in pulvin, al brusà anche il pal sacral. Josie chialanta tor al viodei tombai che ierin aventi sulla mont, al mandatio li vues di che tombai e io brusà sull'altar, e così lo profanà, fasin diventà per aule dal Signor, che aveva contato l'om di Dio, quanche Jeroboam all'era sull'altar in tante fieste. Voltansi Josie all'alciai voi sul tombal dall'om di Dio, che aveva ditis questi robis, e al domandà, c'è monument esal che il coviot,
Gli oms de citati risponderin, alle il tombal dall'om di Diu, che le vegnut di Giude, e che l'ha professadis chestis robis, che tu has fat quintri dall'altar. Lassailo in paz, disse il re, e che nessun non tocchi i siei vues. E così lassarin i siei vues in tas, dutune cui vues dal profeta vegnut di Samarie. Giosie al fase sparì anche tutti i templi dei ciucs che erano in testitas de Samarie, e che i res di Israele gli avevano fas partirà siment il Signor, e al fase con loro precis che aveva fatto a Betel. Tutti i predis dei ciucs che erano lì a Tor, gli sacrificà sui altars, e al brusà parzore anche vues di om, da spo al tornare a Gerusalemme.